Novena alla Beata Eustochio. La Beata Eustochio è stata una monaca benedettina vissuta nel XV secolo, quindi nel 1400. Il suo vero nome era Lucrezia Bellini. Per tutta la vita fu sempre in lotta contro il maligno, e da queste lotte la Beata Eustochio risultò sempre vittoriosa. Per questo motivo ella è diventata la patrona degli esorcisti. Davanti alla sua tomba, che è custodita nel Duomo di Santa Maria Assunta presso Padova, sono accaduti dei miracoli clamorosi. Ella, in quanto patrona degli esorcisti, viene spesso invocata contro le possessioni diaboliche, le infestazioni maligne delle case, le calunnie, le ingiustizie, le prepotenze, le tentazioni e le insidie del demonio. Iniziamo quindi questa novena, chiaramente da ripetere per 9 giorni consecutivi, invocando l'aiuto di questa potentissima beata contro le insidie del demonio e tutti i pericoli che può causarci il maligno. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. O Dio Onnipotente, la beata Lucrezia Bellini, nella sua vita di prove e di sofferenze, è stata sempre sostenuta da una grande fede. Fa che anche noi abbiamo da riconoscere nella vita del cristiano le ricchezze che ci offre il tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, la beata Lucrezia Bellini offre alla Chiesa l'esempio di come si vince il male e il maligno. Proteggi il tuo popolo santo perché offra al mondo il messaggio dell'amore e della vera pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, la beata Lucrezia Bellini mostra di proteggere soprattutto l'unione, la concordia e il vero amore nelle famiglie. Ti chiediamo per la sua intercessione che nelle nostre famiglie cristiane regnino il perdono e il rispetto reciproco e si cerchino i veri valori della vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente,
La beata Lucrezia Bellini, nella sua giovane vita, ha realizzato un capolavoro di santità, vivendo da perfetta monaca benedettina. Ti affidiamo i nostri giovani. In mezzo a tante voci stonate che offre il mondo, sappiano anche ascoltare la tua voce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, per intercessione della beata Lucrezia Bellini, concedici prima di tutto un aumento di fede, speranza e carità. La nostra anima sia sempre in pace con te, così da testimoniare attorno a noi il tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente ed Eterno, vieni anche incontro alle nostre necessità materiali. Per intercessione della beata Lucrezia Bellini, concedici nella tua bontà quelle grazie che ora con tanta fiducia imploriamo. Noi non ci stancheremo mai di ringraziarti, perché sei buono e misericordioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, beata Eustochio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, Onnipotente, eterno Dio, che rafforzasti la beata Vergine Eustochio contro le potenze delle tenebre, con una ammirevole virtù ed un'invincibile pazienza. Per i suoi meriti e le sue preghiere concedici, una volta liberati da ogni demoniaca influenza, di servirti con l'animo riposto in te, per Cristo nostro Signore. Amen. Diremo ora 5 Pater, 5 Ave e 5 Gloria in onore delle sacre piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Imploriamo infine, o Beata Eustochio, dalla Trinità Santa, una benedizione che rassereni il nostro animo e ravvivi in noi la speranza. Niente è impossibile a Dio, tutto Egli dispone per il nostro bene. Ci accompagnino per questo sempre la misericordia del Padre, la forza del Figlio, la consolazione dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia, siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Ecco, rimaniamo per qualche secondo in contemplazione della tomba e delle spoglie della Beata Eustochio, per esprimere ciascuno di noi nel suo cuore una richiesta di grazia, una particolare intenzione di preghiera. Amen.